Sandona di Piave, traffico deviato ai cantieri di Porta Nord per una bravata. Il gruppo di ragazzini immortalato dalle foto dei residenti, ora in mano ai carabinieri. Il sindaco teso, tragedia scampata. 9 cittadini stranieri, tra cui un minorenne, tutti irregolari in Italia, sono stati trovati in un grande stabile abbandonato a ridosso dell'imbarcadero Bacini di Venezia. La scoperta da parte dei carabinieri. Incidente sul lavoro a Mattellago, un operaio di 46 anni è precipitato da una scala, operato d'urgenza, ora è ricoverato all'Angelo. Il Comune di Venezia boccia l'istituzione di una commissione d'indagine sullo stato delle strade comunali. Per le opposizioni un atto grave di mancanza di trasparenza, denunciano. Nuova ondata di maltempo nelle prossime 48 ore in Veneto, temporali, nubifragi e raffiche di vento, allerta gialla diramata dalla Protezione Civile. Bandiere Blu 2024, sono 9 le mete turistiche venete altamente consigliate per le vacanze e Cavallino Treporti è la prima spiaggia d'Italia per presenze. Dopo la visita del Santo Padre in laguna, preso sempre più corpo un nuovo modello per ospitare eventi a Venezia, anche nel suo scrigno più delicato come quello di Piazza San Marco. Bentrovati, buonasera telespettatrici, telespettatori di Antenna, tra i tanti fatti di cui dobbiamo darvi conto in questa edizione veneziana dei nostri telegiornali. La cronaca però ci fa partire da Sandona di Piave, dove una bravata poteva tramutarsi in una vera e propria tragedia. A Sandona traffico deviato da un gruppetto di ragazzini preadolescenti che per noia, gioco o bravata hanno pensato bene di entrare lungo i cantieri di Porta Nord e spostare le barriere stradali del New Jersey e i relativi cartelli, mandando letteralmente in tilt il traffico e disorientando ancora di più gli automobilisti in transito. Lo sconcerto del primo cittadino Alberto Teso. Approfittando in un momento in cui c'è meno attenzione, meno vigilanza, hanno pensato di divertirsi in questa maniera folle. Il fatto tra le vie Livenza, Tagliamento, Sile e Pralongo domenica pomeriggio scorso, con il gruppetto di ragazzini in bici e di età compresa tra gli 8 e i 10-12 anni che sempre per passare il tempo ha iniziato a prendere a sassate pure il vicino edificio, anch'esso oggetto della riqualificazione in atto grazie ai 20 milioni di euro di cantieri PNRR, ad oggi i più importanti ed estesi di Sandona di Piave. Potendo anche creare qualcosa di grave, perché domenica pomeriggio la zona è un po' sguarnita per ovvi motivi, però il traffico c'è, insomma, quindi la cosa un po' preoccupa, perché ragazzi, io ho visto qualche fotografia che qualche vicino ha fatto e mi ha mandato immediatamente, insomma, vedere ragazzini così perdere tempo in occupazioni di questo tipo, insomma, richiede una riflessione anche come genitori oltre che come pubblici amministratori. I ragazzini che prima di dileguarsi, vedendo come la situazione fosse loro sfuggita di mano, hanno chiamato i carabinieri perché intervenissero a ripristinare la circolazione viaria. Fortunatamente nessuno si è fatto male, ma le conseguenze potevano essere ben peggiori. Ora al vaglio degli inquirenti, con le foto dei ragazzini in azione, anche i video dei filmati che li riguardano del vicino ristorante. Il monito del sindaco anche alle famiglie dei ragazzini. State attenti, tenete gli occhi aperti, controllate quello che fanno i vostri ragazzi e se qualcuno vuole venirmi a trovare per scusarsi e dire ho sbagliato, la mia porta è sempre aperta. 9 cittadini stranieri, tra cui un minorenne, tutti irregolari in Italia, sono stati trovati in un grande stabile abbandonato a ridosso dell'imbarcadero Bacini di Venezia. Dopo un controllo della struttura, i carabinieri hanno circondato la zona e fatto irruzione. I 9 extracomunitari sono stati sorpresi a bivaccare, quindi portati in caserma. Le successive operazioni di identificazione hanno consentito di accertarne lo status di irregolari sul territorio nazionale. Il minore è stato accompagnato in una comunità di Marghera. 4 tunisini nel centro di permanenza e rimpatrio di Gradisca di Sonzo, mentre gli altri 4, sempre tunisini, sono stati invitati a regolarizzare la loro permanenza in Italia. Ancora un incidente sul lavoro, siamo a Martellago, dove un operaio di 46 anni è precipitato da una scala, è stato operato d'urgenza nell'ospedale all'Angelo.
È ricoverato nell'ospedale di Mestre in prognosi riservata un operaio 46enne di Martellago che lunedì mattina verso le 11 è stato vittima di un incidente sul lavoro. È caduto da una scala, ma nonostante l'altezza non fosse particolarmente elevata, le sue condizioni sono apparse serie da subito, riportando traumi ossei alla testa e all'addome. Immediato l'allarme dei colleghi al 118, che in poco tempo è giunto sul posto con l'ambulanza che ha condotto il 46enne all'Angelo, dove è stato ricoverato d'urgenza e sottoposto a un intervento chirurgico di stabilizzazione. Sulla caduta, gli operatori dello Spisal dell'Us3 Serenissima stanno cercando di fare chiarezza, anche grazie ai rilievi effettuati sul posto e le testimonianze raccolte in cantiere. Bisogna capire come il 46enne sia precipitato, oltre alle verifiche sull'impresa in merito al rispetto delle norme di sicurezza e la corretta esecuzione da parte del personale. E a proposito di sicurezza sui luoghi di lavoro, c'è una nuova proposta di legge, è stata presentata a Palazzo Ferrofini. Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale, ha presentato un nuovo progetto di legge con l'obiettivo di contrastare la tragedia degli infortuni sul lavoro. Il progetto propone che la Regione si costituisca parte civile nei processi penali legati ai gravi incidenti sul lavoro, affiancando associazioni e sindacati già impegnati in questo campo. Inoltre introduce nuove norme per il riconoscimento e il ristoro dei danni derivanti da infortuni colposi durante il lavoro. Inoltre deve essere fatto un monitoraggio su quello che è l'andamento dei processi e sull'andamento e il numero dei risarcimenti che con questa Costituzione verrebbero incamerati. L'approvazione della legge comporterebbe anche l'istituzione di un monitoraggio generale sugli infortuni, quasi infortuni e malattie professionali, con una relazione annuale presentata al Consiglio regionale. Questa proposta è stata accolta positivamente dai rappresentanti sindacali, che hanno sottolineato l'importanza di una maggiore attenzione e prevenzione in materia di sicurezza sul lavoro. In un contesto socio-economico come quello del Veneto, caratterizzato dalla presenza di molte piccole e piccolissime imprese, è fondamentale adottare misure concrete per garantire la sicurezza dei lavoratori. Questa proposta di legge può rappresentare un passo importante verso questo obiettivo, ha affermato la Baldina. Torniamo alla cronaca. Tentato furto nel pomeriggio nella chiesa di Quarto d'Altino tra le 15 e le 16:50. Sfondata la porta di accesso alla sacrestia da parte di ignoti. L'allarme anche sulle pagine Facebook del gruppo 6 di Quarto d'Altino Se, con il monito di prestare la massima attenzione in paese. Queste le foto tratte dal profilo Facebook. E ritorniamo in Laguna per l'attualità politica. Cafarsetti, la maggioranza ha bocciato l'istituzione di una commissione straordinaria di indagine sullo stato delle strade comunali. All'attacco l'opposizione. La maggioranza di Brugnaro e della destra in Consiglio Comunale ha fatto un atto gravissimo, ha bocciato la proposta delle opposizioni di creare una commissione d'indagine in merito allo stato delle nostre strade, dei viadotti e dei ponti. La proposta di istituire una commissione straordinaria di indagine sullo stato delle strade del Comune di Venezia è stata respinta da Cafarsetti. Partendo dal terribile incidente del cavalcavia di Mestre, Monica Sambo, prima firmataria della proposta di delibera sottoscritta da tutti i capigruppo di opposizione, aveva chiesto la possibilità di approfondire la situazione della rete viaria e del piano delle manutenzioni programmate dal Comune. È gravissimo questo fatto perché non solo non permette a noi consiglieri di fare appieno il nostro lavoro e quindi di verificare quale sia lo stato delle strade e anche eventualmente decidere quali siano le priorità da seguire, ma dall'altro non si garantisce la sicurezza e la tranquillità anche ai nostri cittadini, che devono invece poter viaggiare nelle nostre strade e nei mezzi di trasporto pubblici con la più sicurezza e serenità possibile. Oltre a lasciare molti dubbi sulla ragione di questa scelta, secondo Monica Sambo la decisione del Comune è sintomo di scarsa trasparenza e incapacità a dare un segnale di unità delle istituzioni. Di nuovo la maggioranza, come ha già fatto in passato, si dimostra allergica alla trasparenza e noi continueremo con la nostra azione invece di richiesta di trasparenza, faremo tutti gli atti necessari per chiedere qual è lo stato di manutenzione delle nostre strade.
C'è un'allerta meteo perché è prevista una nuova ondata di maltempo nelle prossime 48 ore in Veneto, temporali, nubifragi e raffiche di vento un po' su tutto il territorio regionale. Allerta gialla dunque diramata dalla protezione civile regionale. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di bandiere blu per il 2024, la costa veneta sempre più protagonista e Cavallino Treporti è la prima spiaggia d'Italia per presenze turistiche. Bibbione, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino Treporti, Lido di Venezia, Sottomarina, Rosolina e Porto Tolle. Sono le 9 località venete riconfermate bandiera blu 2024 tra le 485 spiagge italiane. 7 nella zona della costa veneziana, dunque 2 nel Polesine. È un traguardo importante per la nostra città, per le nostre località balneari, che poi questo riconoscimento di bandiera blu non è così scontato, non è che una volta che l'hai ottenuta è riconfermata annualmente, ma di anno in anno ci devono essere dei miglioramenti che non arrivano solo dalle attività poste in essere e ovviamente dalla città di Chioggia, dal comune, dall'amministrazione comunale, ma anche grazie all'impegno dei nostri imprenditori balneari. La riconferma delle spiagge venete consigliate è arrivata durante la cerimonia di premiazione delle bandiere blu a Roma, alla presenza dei sindaci e del ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Musumeci, e il presidente della Fondazione Italia Mazza. Bandiera blu non significa, come diceva il presidente Mazza, solo una sostenibilità ambientale, ma anche una sostenibilità sociale ed economica. 32 i criteri del programma aggiornati periodicamente per stimolare le amministrazioni partecipanti a impegnarsi per risolvere o migliorare le problematiche relative alla gestione del territorio per un'attenta salvaguardia dell'ambiente. Ma per il Veneto non è tutto. Un altro successo l'ha ottenuto proprio Cavallino Treporti, prima spiaggia d'Italia per presenze, che va così a superare la storica posizione occupata finora da Rimini. Con Jesolo, Bibbione e Caorle anche Lignano entra nella top 10. Confermate bandiera blu anche le 2 località del Friuli, Venezia Giulia, Grado e Lignano. Primato dunque assoluto per Cavallino Treporti, dove tra l'altro c'è un'importante nuova apertura, il parco urbano, come ci racconta Alessio Conforti. Una sintesi di una serie di funzioni che per la comunità sono vitali. Con 183 giorni d'anticipo apre al pubblico il nuovo Parco Urbano Cavallino, un'area di oltre 32.000 metri quadrati lungo via Fausta, pronta a ospitare non solo più di 200 posteggi mercatali, ma anche eventi di richiamo per turisti e residenti, sia d'estate che d'inverno. L'area mercato di Cavallino non sarà più un'area mercato, ma sarà un'area sociale, un'area polivalente, un'area urbana riqualificata, che rigenera tutto il territorio di Cavallino e che darà nuova vita, dovrà essere vissuto da bambini, da adulti, da tutte le persone, perché questa nuova area sarà un'area di socializzazione. Il costo totale dell'opera è di circa 5.300.000 euro tra i fondi stanziati da Comune, Città Metropolitana di Venezia e imposta di soggiorno. L'inaugurazione avviene proprio nel giorno in cui, a proposito di turismo, Cavallino Treporti festeggia le 6.800.000 presenze del 2023, classificandosi prima località balneare d'Italia. Il nuovo parco urbano nasce quindi nei migliori auspici per il futuro. È un posto dove si gioca, dove si può fare skate, dove si fa il mercato un giorno alla settimana d'estate, dove c'è una zona di sosta camper, c'è insomma ci sono una serie di cose, oltre al basket, ovviamente la passeggiata, le panchine, tutta una serie di funzioni in cui si fa comunità. Ritorniamo in Laguna, a Venezia, dove dopo la visita del Santo Padre il 28 aprile scorso si studia un nuovo modello per ospitare grandi eventi in città. Una giornata davvero indimenticabile quella del 28 aprile con la visita di Papa Francesco a Venezia, che d'ora in poi lascerà anche un segno profondo nel modo di progettare eventi sostenibili e possibili anche in uno scrigno così delicato come quello di Piazza San Marco. Nasce dunque un nuovo modello per i prossimi eventi, anche in vista della stagione estiva, e parole di Fabio Sacco, imprenditore nel settore dei trasporti e dell'accoglienza, nonché presidente del Centro di Informazione e Documentazione del Patriarcato di Venezia, danno il via libera ad un'importante fase di riflessione.
Una giornata meravigliosa, è stato un piacere avere qui il Santo Padre, ci ha rialletato tutti con le sue parole, è un ricordo che resterà per sempre all'interno di tutti noi. La città ha funzionato poi anche dal punto di vista dei trasporti? Sì, la città ha funzionato, mi sembra che non ce ne siano state lamentele, una grande prova della città ancora una volta. Significativo anche il richiamo ad una città laboriosa e resiliente, che così sarà anche per i prossimi appuntamenti. Sicuramente quando parla del lavoro, della vigna, cioè l'impegno che bisogna produrre quotidianamente. Le cose non nascono da sole, non ci sono miracoli, quindi bisogna impegnarsi tanto e lavorare alacremente. Venezia è una città resiliente. Sicuramente, non molliamo mai, siamo sempre qui e cercheremo da veneziani di fare il nostro dovere, sempre. Una Venezia che vuole sempre fare il suo dovere fino in fondo, e sugli eventi si aprirà presto anche un tavolo di lavoro, anche con il coinvolgimento della società Vera, braccio operativo del Comune. Papa Francesco che adesso è atteso a Verona per sabato, un'altra giornata straordinaria che Antenna 3 vi racconterà rigorosamente in diretta a partire dalle 7 del mattino fino ai TG della sera. Una giornata emozionante, ricca di tappe, le vedete scorrere sullo schermo. L'appuntamento quindi sabato a partire dalle 7 del mattino. E noi ritorniamo a Venezia per raccontarvi della festa della Sensa. Venezia ha rinnovato domenica l'antico rito dello sposalizio di Venezia con il mare. Nello specchio d'acqua antistante Riviera San Nicolò al Lido di Venezia, il sindaco Brugnaro con il patriarca Monsignor Francesco Moraglia e il sindaco di Tirana, con la quale la città quest'anno si è gemellata, hanno lanciato l'anello in segno di perenne alleanza. Venezia, una grande Venezia, Treviso, Padova, Belluno, Rovigo, tutti insieme, quella è la città. Quella è la vera città che viene tenuta insieme dall'acqua, quella città che consta di 2 milioni e mezzo di persone può competere col mondo, e lì con la competizione riusciamo ad attirare aziende, attirare lavoro, benessere, sicurezza sul territorio e dare futuro alle giovani generazioni. Questo servono feste come questa, ricorrenze come questa. Questa giornata di festa ci ricorda che le nostre tradizioni possono essere vissute anche oggi attraverso un'alleanza con altre comunità. Un momento che non è solo una rievocazione storica, ma anche un modo per vedere con ottimismo al futuro. Per Venezia è un giorno sicuramente importante per quanto riguarda la sua continuità. Pensate che parte almeno nell'anno 1000 e ancora oggi stiamo celebrando questa giornata decisamente importante. È il giorno in cui, leggermente modificato, un tempo la Serenissima sposava il suo mare, lo facciamo ancora con il lancio dell'anello, però è il momento in cui la popolazione, gli abitanti della laguna dichiarano tutela al proprio ambiente. Da Venezia è tutto, subito dopo la sigla il meteo. Buona serata.